messo in luce di questa l'importanza di questo aspetto, di queste giornate, di questo lavoro, e poi appunto ha segnato quanto è importante attraverso questo patrimonio iconografico che il Comune ha, e quindi attraverso quello si può fare una ulteriore, approfondita e come dire, rigorosa e autentica ricerca. Ha parlato anche dei relatori che avranno modo insomma di illustrarci tutto il loro lavoro, la loro esperienza, la collaborazione con l'associazione. Ha parlato dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico con Franca Rosa Contu, che purtroppo stasera non sarà presente perché ha avuto degli impegni proprio in sede, nel senso che stanno facendo tutta una serie di lavori all'interno del museo etnografico di Nuoro, quindi non ha potuto partecipare. Poi comunque avrò modo di leggervi un suo messaggio che ci ha mandato. Poi certamente avremo modo insomma di approfondire, come già anticipato il sindaco Ignazio Sanna, che ha materialmente curato attraverso la sua conoscenza, lo studio e l'abilità anche nel realizzare gli elementi dell'apparato vestimentario, che poi sono appunto la storia di cui parleremo oggi, e poi ancora un'altra incursione intorno a quello che è l'aspetto della vita delle associazioni culturali con Matteo Azzeni, che ci parlerà anche della sua esperienza di presidente di questo organismo così importante per il riferimento non soltanto sull'aspetto coreutico ma anche per quello che è sull'abbigliamento popolare. Poi di Matteo, che ha una grande eredità, quella di Mariano Azzeni, per cui insomma, ha seguito e ha segnato la svolta e la vita di questa associazione culturale. Continuiamo però con la parte istituzionale, quindi con l'amministrazione comunale, gli amministratori di questa comunità, e certamente l'assessorato che è competente, che è legato a questi temi è quello alla cultura, e quindi Emanuela Spano, l'assessore Spano, io cedo subito il microfono per il suo intervento. Buonasera a tutti, ringrazio per la vostra partecipazione a questa iniziativa che è organizzata nella sala che abbiamo dedicato a Roberto Coroneo della Biblioteca Comunale. Questa è un'iniziativa che è partita appunto dall'Associazione Culturale Santa Vittoria, che voglio ringraziare, al suo presidente, che è Giuliana De Montis. A metà luglio Giuliana è venuta in ufficio, noi eravamo appena insediati, e ci ha proposto appunto di organizzare un convegno per far conoscere il lavoro che è stato fatto per il recupero e la ricostruzione dell'abito tradizionale di San Roque. È stato poi questo convegno chiamato Arre Gordus Ibi Stilis de San Roque. Giuliana vi racconterà nella sua relazione l'excursus storico appunto del nostro paese, con dettagli sulla vita della comunità associata proprio all'abito tradizionale. Per fare questa ricerca, cioè per ricostruire questi abiti che vediamo qua, sono stati coinvolti molti anziani del paese, che appunto grazie ai loro ricordi, alla memoria proprio dei loro ricordi, alle loro foto, alle foto che hanno appunto conservato nel corso degli anni, è stato possibile identificare le diverse tipologie di abiti tradizionali di San Roque, che poi Giuliana illustrerà, che sono alla fine molto simili a quelli dei comuni limitrofi, cioè del comune di Villa San Pietro e del comune anche di Pula. Questo lavoro di ricostruzione è stato possibile grazie anche alla dottoressa Contu dell'ISRE, che oggi non è potuta essere qua, e all'esperto di sartoria Ignazio Sanna, che ringrazio appunto per la loro collaborazione preziosa. Ringrazio anche Matteo Azzeni, che è il presidente dell'associazione Fedora Custodis Selargius, che appunto racconterà l'esperienza selargina. Ringrazio tutti voi per la partecipazione e passo di nuovo la parola. Grazie mille.